Metto in votazione per alzata di mano la votazione al segretario federale del socio ordinario militante Matteo Salvini. Chi è a favore alzi la mano. Proclamo eletto segretario federale Matteo Salvini. Matteo Salvini viene ufficialmente nominato nuovo segretario della Lega Nord davanti ad oltre 1500 persone intervenute al congresso straordinario di Torino. È un onore, è un'emozione, è una responsabilità enorme. Sono convinto che la Lega sia l'unica speranza per i nostri figli. È un intervento forte quello di Salvini, che usa parole che invocano l'unione e la compattezza del popolo leghista per ottenere, spiega il neosegretario, quell'indipendenza da Roma e poi da Bruxelles, ovvero dall'euro. Un concetto, questo, che ribadisce più volte di fronte ai delegati europei dei partiti esteri anti-europeisti. La Padania è pronta a disubbidire. Durante il discorso di Salvini ritorna più volte la parola disobbedienza insieme a rivoluzione. Le rivoluzioni partono sempre da qualche scintilla e se c'è bisogno di finire per sani e onesti principi in galera, io sono convinto che qua dentro, per la sua gente, per il bene dei suoi figli, c'è tanta gente che è disposta a mettersi in gioco fino all'ultimo. Solo come soci ordinari militanti 20.000 persone. Quanto possono fare 20.000 persone compatte, determinate, orgogliose e coraggiose? Tutto. Il nuovo segretario federale chiede l'aiuto di Giancarlo Giorgetti e poi manda un messaggio a tutti i presenti. Chi oggi è a Torino perché dovevo esserci non mi serve. Sul palco Salvini chiama accanto a sé alla fine i sindaci leghisti e nel ringraziare i militanti spende parole di stima nei confronti di Zaia e Tosi. Noi in Veneto abbiamo due persone eccezionali che ci invidierebbe chiunque, che sono Luca Zaia e Flavio Tosi. Proprio per loro, per il sindaco di Verona Tosi e per il governatore Zaia, con Salvini la Lega volta pagina. Matteo Salvini deve svoltare definitivamente. La Lega è fatta di tantissimi bravi militanti, di brave persone, imprenditori, amministratori, i nostri governatori, i nostri ambasciatori a Roma, diciamo, i nostri parlamentari. Bisogna ripartire da quelli stando sul territorio come una volta. Custodia dell'idea, definiamolo così. L'idea che è l'idea fondante della Lega, che è l'idea originale, che è quella di portare avanti nella sua integrità questa nostra idea, che è quella di difendere la nostra gente.